Qualche giorno fa ci siamo incontrati per parlare di quello che attende la città di Conegliano. Ci sono a breve le elezioni amministrative, ma c'è una città che merita una rigenerazione, abbiamo detto più volte, perché ha perso la sua centralità. Perché secondo lei? Ma ha perso la sua centralità Conegliano perché non ha saputo, diciamo, rivestire il proprio ruolo, che è quello di incrocio delle autostrade, stazione ferroviaria, oltretutto sull'alta velocità che sta già percorrendo la ferrovia, e quindi non ha saputo darsi un ruolo. Ha lasciato che sorgessero molti centri commerciali intorno che hanno svuotato praticamente il centro storico di Conegliano, una cosa terribile se pensiamo. Se pensiamo a questi 29 comuni dell'area UNESCO, senza una centralità, senza uno snodo cerniera dove arrivano le autostrade, arriva la stazione ferroviaria con l'alta velocità, dove arriveranno i turisti, ne arrivano già oggi ma ne possono arrivare molti di più. Se Conegliano non sa rilanciare questo ruolo, probabilmente danneggia anche tutto il resto dell'area dell'UNESCO. Quindi c'è un fortissimo bisogno di progettare, di avere una visione per il futuro, partendo proprio da quello che è, io lo chiamo il grande buco nero dell'area ex Zanussi Electrolux, che praticamente sono ettari inquinati, oltretutto stanno inquinando sicuramente con il vento e con le polveri i cittadini di Conegliano. Ecco, lei nell'occasione dell'incontro che abbiamo fatto anche con altre personalità importanti aveva parlato della soluzione dei parcheggi per l'area ex Zanussi. Ce la può argomentare meglio? Ma diciamo che perché funzionano i centri commerciali? Perché ci si arriva, si parcheggia, si cammina anche se piove su spazi coperti e quindi Conegliano ha bisogno di questo. E quindi l'area Zanussi bisognerebbe che per prima cosa diventasse un enorme parcheggio, perché siamo veramente all'interno del centro di Conegliano. La gente potrebbe parcheggiare, poi finendo di costruire dei percorsi coperti, perché sono in gran parte coperti nei porticati di Conegliano, dove mancano con pensiline, con tensostrutture, potrebbero essere coperti. Ecco che allora avremo creato un'attrazione come un centro commerciale con ben altre valenze, perché abbiamo una città storica, abbiamo il cinema, abbiamo i teatri, abbiamo Cultura, abbiamo parlato tante volte. La centralità che manca anche dal punto di vista culturale, nonostante ci siano degli importantissimi eredi culturali per Conegliano. Pensiamo al cinema, ma non solo. Conegliano anche su questo deve riprogettare il proprio futuro. Abbiamo la scuola Cerletti, che è stata una delle prime scuole in Italia nel campo dell'agricoltura, dell'enologia. È stato grazie anche alla scuola Cerletti se abbiamo oggi il Prosecco, che è diventato famoso nel mondo, oltre naturalmente a grazie a tutti gli imprenditori che hanno saputo portarlo nel mondo. Ma la scuola Cerletti ha di fronte il cotonificio, l'ex cotonificio, un'area enorme che andrebbe assolutamente messa a disposizione di un ampliamento della scuola, che ricordiamoci che la formazione sarà continua, quindi io non sono troppo vecchio per ritornare ad imparare, e quindi corsi per perfezionare tutti i nostri agricoltori, così come tutti i nostri colleghi imprenditori e industriali, e le loro maestranze sono importantissimi. Abbiamo il convento di San Francesco che va assolutamente rivalutato, abbiamo una serie di aree che potrebbero prestarsi a delle biblioteche, al caffè biblioteca, al caffè praticamente che diventa un luogo di ritrovo e di socializzazione e di cultura naturalmente. La stazione dei treni invece? La stazione dei treni secondo me deve unirsi alla stazione dei bus, essere un po' più moderna con tutti i servizi, pensiamo a rent a bike, rent a car, pensiamo di poter affittare le biciclette come l'auto, così come diciamo il monopattino, tutte quelle infrastrutture che servono a un turista che arriva, deve alloggiare, quindi deve poter trovare facilmente degli hotel o dei bed and breakfast, ma deve soprattutto sapersi muovere. Muoversi dove? Dobbiamo completare le piste ciclabili. Oggi purtroppo spesso direi ogni comune le fa senza coordinarle tanto con gli altri, e qui la regione
dovrebbe, lo sta già facendo, ma dovrebbe avere un ruolo molto più da regista di tutte queste, diciamo, piste ciclabili. Per visitare bene le colline ci vorrebbe la bicicletta magari elettrica che si possa avere facilmente, avere delle stazioni lungo il percorso dove se piove io posso prendere una mantella, buco la gomma, devo trovare un meccanico facilmente e quindi dove mangiare, bere, dormire e quindi questo rivaluterebbe completamente tutta l'area. L'area con, diciamo, la stazione di partenza che per sua vocazione naturale è Conegliano dovrebbe svilupparsi proprio partendo e ritornando da Conegliano. Quindi secondo lei Conegliano ha le carte in regola per questa rigenerazione e soprattutto che cosa pensate di sviluppare? Quale sarebbe la sua proposta per rigenerare Conegliano? Ma più che mia proposta, ricordo che proprio negli ultimi 12 mesi c'eravamo in 12-15 persone che rappresentavano non solo le maggiori associazioni, ma anche gruppi di cittadini e di visionari in mezzo a questi, pronti a creare una società di sviluppo che fosse logicamente guidata dal comune, quindi ci deve essere il pubblico che fa il regista di queste cose, che evita speculazioni e l'area ex Zanussi potrebbe ridiventare veramente una centralità importante, non solo per i parcheggi, ma anche per tutti i servizi che serviranno, da un incubatore per le imprese a edifici destinati alla residenza senior. E fare un parcheggio e basta non basterebbe. No, assolutamente, cioè. Parcheggio con i servizi. Ecco, dimentichiamoci che si possano fare le cose senza avere un risultato economico. Quindi l'economia guida il mondo, l'economia fa girare le cose e fa arricchire le genti. E quindi anche per l'area Zanussi dobbiamo pensare di bilanciare il bisogno del verde, il bisogno del parcheggio, i bisogni pubblici che abbiano una sostenibilità economica, questo è importantissimo. Cioè pensare a delle utopie, un grande parco, e chi lo paga? Ci vogliono 8 milioni solo per le bonifiche e poi ci vogliono i milioni per acquisire l'area e poi ci vogliono le manutenzioni. Quindi queste cose non stanno in piedi se non si creano in un'area così preziosa, così centrale, ci vuole la circonvallazione ulteriore che da Pieve di Soligo raggiunga l'autostrada per svuotare un po' la circonvallazione attuale che è già piena di traffico. In questa maniera, parcheggiando poi nell'area Zanussi, evitiamo le macchine, evitiamo al traffico di entrare nel centro di Conegliano, se ne starebbe a sud della ferrovia. Quindi c'è un progetto, è stato donato al comune, speriamo che la nuova amministrazione ne faccia tesoro, un progetto nato dalle parti economiche e parti civiche di Conegliano. Io ho fatto solo il